Buongiorno a tutti e benvenuti. Stiamo per presentare il 17° premio Trio di Trieste. Ringraziamo innanzitutto l'assessore Giorgio Rossi che ci ospita e che è presente. Questa è la 17ª edizione di questo concorso, è un concorso che dal 2012 alterna il concorso di esecuzione con un concorso di composizione. Il concorso di composizione è stato ispirato da Coral, che è un musicista, un compositore noto nell'ambiente musicale, scomparso, e al quale è stato fatto, diciamo, questo tributo. Naturalmente le ragioni ispiratrici di questo tipo di concorso sono sostanzialmente le stesse che hanno ispirato il concorso stesso con riguardo all'esecuzione, cioè costituire un incentivo, così come per gli esecutori della buona musica, appunto allo studio e poi appunto all'eccellenza nel settore dell'esecuzione musicale, incentivare la composizione musicale cameristica. Quindi diciamo che da questo punto di vista, con attenzione che è sempre stata dimostrata anche ai giovani, che appunto sono uno degli obiettivi, uno dei target di questa associazione. Le generali, che sono qui tra l'altro nella persona della dottoressa Zamaro, sponsorizzano i 2 primi premi, perché noi abbiamo 2 primi premi, uno per il quartetto, per la composizione quartetto, uno per il trio, e a questo tipo di contributo si affianca anche quello di Monica Verzar Coral. Devo anche ringraziare per il loro fortissimo sostegno, approfitto per ringraziare il Comune nella persona oggi dell'assessore Rossi, che ci ha dato, anche oggi manifesta il suo sostegno attraverso questa collocazione, ma anche la Regione che contribuisce, come dicevo, le generali e la Summer Shipping, e non posso dimenticare la RAI. Voglio ricordare anche che mi sembra 2 anni fa abbiamo ottenuto il riconoscimento dalla Presidenza della Repubblica. Sì. Questa medaglia del Presidente della Repubblica e una targa del Senato vengono dati anche ai vincitori di questi concorsi. E non si tratta di un riconoscimento solo formale, è un riconoscimento che prende atto di quello che la Chamber Music a livello nazionale e internazionale è diventata anche attraverso questo concorso. L'associazione Cromas, che insieme al premio Trio di Trieste, quindi all'associazione Chamber Music, propone appunto la tranche composizione. Voglio soprattutto ispirarmi per il futuro a questo concetto, a questa sfida che voi avete fatto nel vostro 17 anni di percorso, la composizione e l'esecuzione, no? Non è un fatto banale, perché ci riporta un po' a orientarci verso il futuro in quella che è una realtà che dobbiamo costruire e rafforzare. Uno, la parola composizione vuol dire costruire vuol dire progettare, vuol dire ideare, vuol dire in qualche modo metterci tutto il nostro ingegno, no? Per fare delle cose nuove, ma poi soprattutto queste cose nuove non devono restare nei libri, sulla carta, ma essere poi eseguite, realizzate. Già parlando del concorso di quest'anno e quindi di un'iniziativa che è nata sull'emozione della perdita di un amico, di un grande compositore non solo triestino ma internazionale come Giampaolo Coral, sulla ricerca di mantenere vivo anche attraverso i giovani il suo nome nel tempo. Ringrazio Fedra Florit che ha accolto questo suggerimento, come ha detto, sull'emozione e non solo, dopo la morte di mio marito. Quest'anno il premio Trio di Trieste di composizione ha il piacere di assumere il nome premio generale per quanto riguarda le prime 2 composizioni, che saranno composizioni che poi entreranno a far parte del mondo generale.
noi le doneremo e daremo anche un'esecuzione poi di queste partiture, ma l'esecuzione avviene appena l'anno prossimo, a settembre, ad opera appunto dei trii e quartetti che avremo qui a Trieste. Ecco, quindi il primo premio è un premio generale per le composizioni di trio e quartetto e si avvale appunto del contributo di Monica Verzal Coral. E il secondo premio è di 1.000 euro invece. Come potete vedere dal nostro libretto avete le foto dei magnifici 8 che sono coloro che hanno adesso composto un brano inedito per trio o per quartetto. A pagina 5 vedete che sono in gran parte italiani, c'è un francese e un messicano. Ecco, in partenza le partiture ammesse erano state 43 da 17 paesi del mondo, quindi c'è stata una bella risposta, perché parliamo di Giappone, di Russia, di Serbia, di Taiwan, di Stati Uniti. Ecco, quindi la risposta c'è, e in questo caso il fatto di dover scrivere un brano, che è un'indubbia fatica, e essere solo in 8 ti dà una chance maggiore di essere eseguito, perché qua sta il problema, perché comporre sulla carta, come diceva l'assessore Rossi, perché poi le cose restino là, è un piacere relativo. Il piacere è e si verifica nel momento in cui noi avremo qua i concorrenti e ogni categoria, appunto, sia il trio che il quartetto, lo eseguirà più volte, quindi il compositore che sarà in sala potrà anche sentire il proprio brano interpretato in maniera anche abbastanza diversa, come abbiamo visto negli anni. Quello che fa di un concorso vincente cos'è? Dare bene i primi premi e avere un'ottima giuria. La giuria è importantissimo, sia che si tratti appunto di composizione che di esecuzione. Quest'anno la giuria ha come presidente Sandro Gorli. Sandro Gorli è un magnifico musicista che ha insegnato per tanti anni al Conservatorio di Milano, ma è un compositore internazionale. Fra l'altro il suo gruppo, il Divertimento Ensemble, è un gruppo di punta di esecuzione della musica contemporanea, e vicino a lui avremo anche Stefano Procaccioli, che è un insegnante del nostro Conservatorio di Trieste, adesso è anche vice direttore. Per il resto la giuria è formata da Marc Andre, Philippe Bourel, quindi al posto del maestro Tchaikovsky avremo Xavier Torres Maldonado. Ecco, e quindi questi sono i 5 giurati che noi avremo al Conservatorio. La mattina del 31 verranno rilette queste partiture, che sono state già inviate peraltro ai giurati via mail. Poi ci sarà la definizione dei premi, che verrà letta prima del concerto del 31 alle ore 18 a Ridotto del Teatro Verdi. Il duo Lavrenenko-Gugliei, che sono i vincitori dello scorso anno, che abbiamo anche sentito di recente, ma li avevamo sentiti in un repertorio totalmente diverso. In questo caso sentiremo i brani, il breve brano, uno dei 3 di Mobilio, che vinse il concorso di composizione nella precedente tornata, poi 2 brani di Giampaolo Coral, per i quali appunto c'è anche sulle note di sala un interessante scritto di Monica. E poi sentiremo la sonata di repertorio di Schnitt, che la prima è Prokofiev. Grazie.